Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi veramente tempo bellissimo, c'è un filo di brezza marina, si sta benissimo, molta gente anche sulle spiagge, siamo intorno ai 23-24 gradi nell'Imperiese, mi dicono addirittura siamo sui 25-26, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale al centro-ovest del comune di Genova, Davide Rossi. Ciao Davide, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, partiamo subito con Genova perché ci sono state delle polemiche che riguardano la tassa sugli imbarchi. Praticamente il comune di Genova vuole introdurre questa tassa, ha deciso di introdurre questa tassa che stride un po' con la politica che vorrebbe fare la giunta Salis, insomma meno sicurezza sul territorio, più tasse, la solita ricetta della sinistra, non è che si cambi chissà che cosa. Spiegacelo un po' tu, Davide. Ma sì, è sempre la solita solfa che la sinistra in tutte le città propina. Qui la vediamo in versione, diciamo, omnicomprensiva, dalle tasse alle case fino alle tasse, diciamo, possibili e immaginabili. Questa del porto è una roba assurda e tra l'altro vede la Lega da sempre contraria, e ringrazia anche sulla posizione netta che hanno i nostri consiglieri comunali, ma anche noi come consiglieri municipali. È una tassa insensata che nasce sicuramente da una ripartizione di risorse tra città metropolitane, ma che non ha alcun obbligo di essere applicata. Questa tassa ha visto immediatamente la contrarietà delle compagnie di navigazione, adesso anche di autorità di sistema portuale, perché sarà sicuramente un danno enorme per quello che è lo sviluppo del nostro territorio portuale. Noi in maniera molto netta l'abbiamo sottolineato in tutti i modi possibili, è una tassa pretestuosa che tra l'altro rischia veramente di inficiare quello che è invece quanto si sta costruendo a livello regionale e a livello nazionale, anche con la riforma dei porti molto attesa, per creare nuove opportunità, dove il porto di Genova può avere invece un ruolo fondamentale. Andare a mettere nuove tasse vuol dire sostanzialmente su un tema così complesso mettere in difficoltà i progetti di sviluppo che si stanno attivando, penso anche alle grandi compagnie crocieristiche, ma anche, diciamo, ai piccoli armatori che fanno fatica appunto in un momento di crisi economica che stiamo vivendo anche a causa della guerra in corso a cercare di tenere appunto tutti gli equilibri fondamentali per il nostro territorio. Quindi noi lo sottolineiamo in tutti i modi, bisogna anzi sostenere le nostre imprese, sostenere le attività portuali e non aggravarle di nuovi lacci e lacciuoli che mettono veramente in difficoltà. E poi c'è un altro discorso molto importante: chi riscuote questa tassa? Con che modalità? Cioè, anche queste cose qua sono cose che, diciamo, da un punto di vista tecnico ci lasciano abbastanza basiti e non sono state spiegate in maniera doverosa dal sindaco e dal suo vice sindaco, che diciamo che è quello che poi spinge in maniera molto netta su questo discorso. Poi il rischio è che alcune compagnie di navigazione potrebbero decidere di andare in altri porti vicini, tipo Spezia, Civitavecchia, assolutamente, o anche andare in Francia per evitare di far pagare ai passeggeri questa nuova tassa. Quindi, diciamo, come giustamente hai puntualizzato tu, hai sottolineato tu, insomma, il territorio ne risentirebbe, lo sviluppo del territorio, tutti i progetti che ci sono ne risentirebbe. Ma c'è un'altra notizia sull'argomento che è questa, ossia l'autorità portuale di Genova e Savona ha presentato un ricorso contro questa nuova tassa sugli imbarchi, diciamo, che è introdotta dalla giunta Salis, e questo la dice lunga, insomma. Sì, lo dicevo prima, infatti. Le istituzioni non sono d'accordo su quello che sta facendo la giunta di centrosinistra a Genova.
Ma infatti lo dicevo prima, è pretestuosa proprio per quello, cioè ha visto come noi avevamo già preventivato il fatto che comunque anche autorità di sistema portuale avrebbe fatto un ricorso contro una norma senza senso, perché se da un lato si dice ma noi vogliamo utilizzare questi soldi per l'elettrificazione delle banchine, peccato che questi investimenti sono già previsti sui temi della sostenibilità del porto da parte del governo, quindi sono tutti discorsi che sono fini a se stessi, ma finalizzati probabilmente a fare cassa su un comune che fino a ieri piangeva soldi, poi abbiamo scoperto dal recente bilancio che invece ha 47 milioni da parte, quindi anche quella roba lì insomma grida vendetta, perché hanno terrorizzato i cittadini genovesi e con la crisi dell'MT e con la crisi dei servizi che tutto si sarebbe bloccato, invece questo non è stato, e non solo, appunto adesso ci troviamo magari a dover fronteggiare una crisi che appunto è in essere da tutte le parti del mondo, compresa Genova, e aggravare le compagnie di navigazione che invece andrebbero sostenute con una tassa assolutamente ingiustificata, perché ripeto, le scuse che vengono adottate sono insensate, perché anche sul tema dell'elettrificazione delle banchine, come ho detto prima, sono già previsti finanziamenti dello Stato, quindi questa è una scusa bella e buona, così come da un punto di vista economico non ha senso, sarebbe solo probabilmente vedere delocalizzate queste imprese che tanto portano PIL al nostro territorio, al sistema Italia e sulla nostra città, per farle andare da altre parti, ed è una roba che è improponibile. Va bene, comunque il centro-sinistra si riconferma sempre più tasse, meno sicurezza, quindi cambiamo pagina e passiamo a una pagina proprio del territorio dove sei tu, Davide. Certo. C'è un discorso Fiumara, che è un centro commerciale, l'unico centro commerciale di Genova più grande che c'è, e lì c'è un grosso problema dei cosiddetti maranza, o comunque questi giovani di seconda generazione o di minori stranieri non accompagnati che spadroneggiano in quella zona. Le forze dell'ordine si sono attivate moltissimo, li prendono, poi vengono messi fuori, poi vengono rilasciati, poi vengono messi in questi centri di accoglienza. Insomma, spaccio in sicurezza alla Fiumara è purtroppo all'ordine del giorno, esatto. Si vede anche comunque nei vari macchinari di polizia e carabinieri e guardia di finanza, anche perché ci sono anche loro a presidiare il territorio. Tu hai presentato un documento in consiglio municipale, ci dici un attimino di cosa si tratta? Sì, è un documento che fa un po' la fotografia della situazione che da un anno a questa parte si è incancrenita. Se prima c'erano dei presidi costanti da parte della polizia locale, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa insieme a quello che fanno le forze dell'ordine, oggi questo presidio costante è venuto meno. Lo spaccio è H24, perché quando Fiumare e Giardini chiudono si sposta immediatamente su Piazza Vittorio Veneto e su Via Rolando, che sono due vie centrali della delegazione, ed è una situazione pericolosa, che è esplosiva. Non bastano i provvedimenti a spot che ogni tanto vediamo, ma serve un qualcosa, come già era in essere durante la gestione Bucci, dove i controlli venivano fatti settimanalmente e infatti vi erano dei benefici per i cittadini e per i fruitori del centro commerciale. Quindi io chiedo che questi controlli vengano rifatti, che se ne parli nel tavolo permanente della sicurezza, dove anche il municipio insieme al comune si vedono mensilmente, in modo tale che appunto si possa andare incontro a quelle che sono le necessità dei cittadini, perché oltre allo spaccio c'è un problema di pericolosità importante, perché questi ragazzi si pestano giorno e notte, aggrediscono persone anziane. Abbiamo raccolto diverse segnalazioni, molto spesso le persone hanno anche paura di denunciare, perché poi sappiamo benissimo come va a finire, dopo 24 ore sono di nuovo lì. E abbiamo le foto che lo testimoniano, quindi chiediamo che veramente per una volta per tutte si possa dare un giro di vita su un problema che è purtroppo percepito ma anche reale. Ecco, ma anche in questo caso come mai la polizia locale lì non ha più un presidio fisso? Cioè anche questa decisione della giunta Salis è stata adottata per quale motivo?
la natura è sempre una natura ideologica. Io avevo già fatto una richiesta per una zona adiacente che è Piazza Vittorio Veneto, dove appunto chiedevo il presidio permanente, quando noi avevamo già attivato con la giunta Bucci un presidio 820, che poi è stato ridotto a 818 di polizia locale, e la scusa che c'era stata data anche per riguardo ai giardini di Fiumara è che comunque non si può utilizzare, diciamo, un approccio securitario e repressivo per arginare un fenomeno che secondo loro andrebbe curato. Ecco, vorrei capire se andrebbe curato nello stesso modo come magari pensavano di curare l'attentatore di Modena che abbiamo visto in questi giorni, perché credo che se è vero che era attenzionato per problemi psichiatrici, direi che le soluzioni di cura non sono state sufficienti. Credo che invece bisogna avere garanzia di sicurezza per i cittadini, dare certezza della pena e soprattutto se ci sono delle pericolosità contingenti, anche piccole, queste piccole purtroppo sappiamo che per i cittadini diciamo più fragili, gli anziani, le ragazze che magari frequentano il centro commerciale, in questo caso specifico, sono macro perché poi la vivono sulla pelle, e quindi bisogna dare delle soluzioni concrete. Dove sono state date nel recente passato basterebbe copiare bene quello che facevamo, diciamo il problema si era quantomeno arginato. Ricordiamo che il centro storico di Genova è proprio a San Pier d'Arena, Fiumara sono le zone rosse di Genova dove c'è piuttosto alta criminalità, quindi un presidio della polizia locale nei vari punti, come ha indicato il nostro consigliere municipale Davide Rossi, sarebbe davvero opportuno anziché azzerarlo. Beh, ti ringraziamo Davide, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro perché ci attende già il nostro secondo ospite della mattinata. Grazie a voi. Ciao Davide. Grazie a voi, ciao. Ciao. Grazie ancora al nostro consigliere capogruppo municipale della Lega in municipio centro-ovest al comune di Genova, Davide Rossi, e passiamo subito all'altro ospite della mattinata passiamo al Levante genovese, precisamente ad Avenio, con il nostro sindaco, grandissimo sindaco Franco Canevello. Ciao Franco, ci sei? Ciao, sono presente, ciao a tutti. Sempre presente sul territorio. Allora, innanzitutto volevo parlare con te delle iniziative che ci sono, facciamo un po' un argomento un po' più leggero, per il turismo, per i turisti in questa primavera, inizio estate, c'è già bel tempo, molta gente è già in spiaggia, beati loro, quelli che possono ovviamente, e ci sono tante iniziative sul tuo territorio, volevo un po' sapere come si sta sviluppando la questione. Sì, intanto mi saluto, scusate la voce, ma ho un goccio di raffreddore, quindi magari la voce non è squillante come sempre. No, niente, stiamo preparando, anzi abbiamo già preparato 2 eventi con l'assessore Capuro per quanto riguarda il territorio, nel senso che il 7 giugno ne abbiamo uno qua a ridosso, che è praticamente il raduno delle vespe d'epoca e con la benedizione dei caschi sulla piazza Calì di Avenio, e sarà coinvolto le associazioni, diciamo così, di questi amanti dei mezzi d'epoca, e ci sarà un bel evento, che è questo qua, dalle 10:30 alle 12:30 ci sarà questa cosa carina qua, che si vedranno i mezzi di una volta, ecco, insomma, per capire. Poi l'altra attività che è in essere abbastanza breve è la passeggiata dei Ponti Romani, che anche questa è una passeggiata di 10 km, molto carina, perché si passerà sopra i ponti, diciamo così, sopra i fiumi Torrente Recco, eccetera, eccetera. Partirà da San Rocco di Recco alle 9:45, poi farà tutto il percorso del nostro territorio, arriveremo nella nostra area verde della Marana con un po' di rinfresco, poi saliremo su a Terile, Calcinara, Uscio, e poi ci sarà un bus navetta che riporterà giù queste persone qua che faranno questa camminata qua, e sarà un rinfresco giù dalla società San Pietro d'Avenio, sempre in centro, ecco, insomma. Ma ripetiamo esattamente i giorni in cui sono previste queste 2 iniziative. Allora passeggiata Ponti Romani il 14 giugno, partendo da Recco, San Rocco di Recco alle 9:45.
poi invece il raduno delle vespe d'epoca e mezzi d'epoca il 7 giugno dalle 10:30 alle 12:30. Perfetto, benissimo. Ma Poi ci sono le rimaniamo varie sempre in feste tema patronali che è San Pietro, la festa patronale nostra è San Pietro, che sono 4 giorni di festa e via. Allora, 7 giugno, vespe d'epoca, 14 giugno la camminata dei Ponti Romani. Ecco, scusa, poi c'è un'altra attività che faremo che in questo momento qua. E siamo sul parco di Portofino, perché c'è una novità al Consiglio di Stato, sostanzialmente a seguito di un ricorso di Regione Liguria, nella sentenza avrebbe sostanzialmente detto che indicato che il parco nazionale dovrebbe essere a 11 comuni anziché 3 comuni, ossia Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli. Questa soluzione era stata indicata giustamente da Regione Liguria dopo aver sentito ovviamente i vari sindaci del territorio, tra cui anche Franco Canevello che è di Aveno, che diciamo confinante con Reco, quindi Camogli e Portofino. Insomma, sorprende un po' questa decisione dei giudici che va contro i sindaci del territorio, che rappresentano comunque la maggioranza, ecco, perlomeno dei sindaci del territorio, che rappresenta la maggioranza degli abitanti e chi vive, di chi mantiene pulito, di chi fa lo sviluppo di questo territorio. Sì, questa cosa qua, diciamo questa uscita qua da parte del Ministero ovviamente insomma, lascia un po' tutti perplessi, anche se è una sentenza anche un po' in ritardo secondo me. E quindi lì è una cosa che non so come si possa riprendere. Noi ovviamente siamo sempre per il discorso a 3, come aveva preannunciato, come l'idea della Regione Liguria, farla a 3, ecco, insomma, tutto sommato. Penso che abbia tutte le caratteristiche per poter essere sviluppato. Poi da lì in avanti vedremo cosa succede. Franco, si era parlato di un parco francobollo, insomma gli ambientalisti avevano parlato di parco francobollo, troppo piccolo, eccetera. Ma in realtà poi anche io, conoscendo abbastanza bene il territorio, insomma mi sembra... Sì, c'era anche il discorso del coinvolgimento anche della Marina Fossetta, che quindi poi non diventa un francobollo alla fine della fiera, però insomma tutto sommato se si riesce, cioè secondo me la zona avvocata è quella, ecco, dal parco regionale che rimanga in quell'ambito lì sicuramente deve rimanere lì, ecco, insomma poi vedremo il proseguo delle cose eccetera eccetera, come potremo impostare tutto il discorso, perché poi se dovremo fare di nuovo opposizione vedremo di farla, ecco, insomma, però voglio dire, su questi argomenti qua mi viene spontaneo dire che insomma buttiamo fuori dei soldi pubblici, perché comunque voglio dire qualcosina bisogna pur spendere per queste sentenze qua, però se la cittadinanza, i comuni dicono di no, insomma non vedo perché devono continuare a sostenere le loro teorie. Ci sono 2 teorie diverse e quindi non so come andrà a finire, ecco, insomma io mi auguro che comunque si mantenga sempre la direzione di regione, ecco, insomma tutto lì. Ecco, io ti dico, per quanto riguarda il parco di Portofino, naturalmente anche la riserva marina che funziona benissimo così com'è ed è sempre stato da anni così, cioè io la vedo veramente una cosa assurda estendere a 11 comuni, perché non tanto per il discorso dei divieti, caccia, sentieri, questo, quell'altro, proprio per lo sviluppo del territorio, perché lì c'è un territorio che è fortemente antropizzato, proprio tranne il crinale, no, del monte di Portofino, e farlo a 11 sinceramente diventerebbe un problema, ma per tutti. Non so se sei d'accordo tu, Franco. Per muoversi dentro, perché poi è costituito in un modo il territorio che è veramente, veramente, diciamo così, arzigogolato, complesso, nel senso che comunque voglio dire, come dici tu, è antropizzato, nel senso che comunque chi esce di casa insomma, comunque si ritrova dentro al parco, comunque sono quelle cose che veramente, veramente lasciano perplessi. Comunque io spero che comunque si ritornino un attimino sulle vecchie ceneri di quello che si era detto e quello che dice Regione, quello che diciamo anche noi, ecco, insomma non lo so.
spero che ci sia questa volontà. Secondo me farlo funzionare a 11 o farlo funzionare a 3, secondo me lo fai funzionare meglio a 3, compreso l'area marina, magari ampliando anche l'area marina, perché mi sembra che dentro anticamente c'era l'ampliamento anche dell'area marina per renderlo una superficie un po' più vasta. Questo poi si vedrà, ecco, insomma, comunque concettualmente siamo sempre su queste posizioni qua, che noi ovviamente il parco non lo vogliamo, ecco, fondamentalmente, ecco, insomma. Mi sembra che la visione di Regione Liguria e anche la tua visione di sindaco del territorio sia una visione giusta e di buon senso, ma abbiamo ancora un minutino, una curiosità. Allora, discorso invece cinghiali, perché tu esci di casa, oramai qua da noi c'è pieno di cinghiali. Volevo un po' sapere, cenano giù dal parco di Portofino, ovviamente, invadono Camogli, Recco, anche lì ad Avegno credo, ma anche Santa Margherita Ligure. Ma sì, ora diciamo che fondamentalmente è una stagione questa qua che, come tutti gli anni, forse l'anno scorso molto meno, perché c'è anche un discorso di predazioni lupi, che anche questa è una situazione che non so che si vorrà farne carico, perché comunque, voglio dire, ci ritroviamo poi i lupi in mezzo alle case, sono state predazioni in questi ultimi ultimi anni. Adesso sono arrivati anche lì da te ad Avegno, i lupi. Sì. E quindi hanno fatto già delle predazioni su animali domestici, quindi capre, asini, eccetera, cavalli, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, sicuramente ora in questo momento qua tutti diciamo i cinghiali che devono fare la prole vengono verso il mare, verso la riviera, sicuramente, perché hanno le condizioni giuste per poter sopravvivere. Però ovviamente sta diventando di nuovo una problematica, perché comunque sono cinghiali che sono intorno alle case, sono cinghiali che sono in mezzo alle strade e oltretutto fanno danno soprattutto nei terreni, tirano giù i muretti, queste cose qua, quindi voglio dire, non lo so, sicuramente so che nell'entroterra c'è pochissimo, qua in riviera si sono fatti affacciare da un paio di mesi a sta parte, sono affacciati di nuovo, ecco, insomma, tutto lì. Poi c'è il discorso peste suina, ti ringraziamo per questo aggiornamento anche sui cinghiali e la novità dei lupi pure verso Avegno e Recco, ma anche diciamo nell'entroterra nostro della Val Fontana Buona, nell'entroterra del Golfo Paradiso e poi nell'entroterra ligure in generale, perché quello dei lupi è veramente un problema che speriamo si possa risolvere il più presto possibile. Ti ringraziamo per il momento, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Franco. Ciao, grazie a tutti, ciao, arrivederci, ciao. Grazie ancora al nostro sindaco di Avegno, Franco Canevello, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.